Casa sempre più spremuta, sempre più tartassata, tanto che Confedilizia teme di veder ripetere anche in Veneto quanto già visto in altre regioni. Stanno togliendo dalle case ormai che erano abbandonate, certe case, sta togliendo la copertura, perché se hanno la copertura su pagavano il 50% di imposte, togliendo la copertura tasse non ne pagano più e così cosa dobbiamo fare? Ritornare a riscoperchiare le case è incredibile. Il mattone, che fino a qualche tempo fa era un'opportunità, oggi ha un peso, il valore degli immobili è crollato oltre le previsioni. È dimezzato quel valore quando va bene e riuscire anche a venderlo. Questa situazione, se l'è trovata il proprietario di casa, la sta scontando in maniera incredibile per delle scelte scellerate da parte di chi ci ha governato. Lo sanno bene anche quanti hanno investito, anche in località prestigiose. Si pensi a come è sceso il valore del mattone a Cortina, da sopra i 30 a sotto i 10.000 euro al metro quadrato, con un'offerta molto importante, oltre 200 appartamenti in vendita per un mercato che resta inchiodato. In tutto questo poco giovano i proclami. Nella manovra che riduce le tasse non c'è nulla per la casa. È stata tolta la fiducia, è stato dimezzato in alcuni casi se non più il valore dell'immobile e quindi veramente un impoverimento dei proprietari della casa. Oggi non è più un investimento la casa, ma visto dalla gente è un bene da cui fuggire. Ci sono poi gli oneri evidenti ed occulti che penalizzano ulteriormente la proprietà ed un caos di sigle sulle tasse che hanno indotto l'associazione a fare tutta una serie di iniziative di informazione per cercare di mettere un freno quantomeno ai tentativi di speculazione sulla buona fede dei più.